Queste sono piantine di pomodoro appena trapiantate. Oggi ci occuperemo di questo, siamo a Podenzano nel Piacentino, nel cuore del distretto produttivo del pomodoro d'industria. Ci occuperemo di questo perché siamo, diciamo, nel pieno dei trapianti che si prolungheranno per diverse settimane, questo per garantire una scalarità anche delle produzioni. Ne parliamo con Davide Previati, tecnico di Asipo. Buongiorno Davide, Buongiorno a voi. sei una vecchia conoscenza, ci siamo occupati più volte di questo prodotto, un prodotto che diciamo connota anche la nostra nazione, quindi c'è un distretto importante che è quello del nord Italia, come altrettanto importante il distretto del sud che più o meno si Si equivale eguaglia. in termini di volumi. Lo scorso anno è stata un'annata che tutto sommato è stata positiva, quantomeno queste sono i giudizi, le valutazioni che dà il mondo agricolo. Siamo agli inizi, c'è un contratto ancora in essere, ma parleremo di questo. Parliamo adesso di superfici. L'anno scorso diciamo che siccome ha gratificato anche gli agricoltori, qualcuno ha pensato anche di trapiantare un po' di pomodoro in più. Qual è la vostra percezione? Dobbiamo partire appunto dalla campagna 2023 in cui rispetto al contratto è venuto a mancare un 12% circa in modo generalizzato. Asipo ha subito un 26% di calamità su tutte le proprie superfici, nonostante questo siamo stati in linea con i quantitativi appunto del nord Italia, un meno 11,5-12. È chiaro che i mercati rimangono tonici, i consumi, specialmente in esportazione, rimangono abbastanza spinti, sostenuti, e quindi l'industria vorrebbe trasformare un quantitativo maggiorato rispetto all'anno scorso. Ovviamente l'annata, come hai detto tu, perché bisogna dire le cose come stanno, del 2023 ha dato soddisfazione alla parte agricola. Altre culture, quali mais, foraggiere e quant'altro, non offrono un'alternativa interessante, per cui c'è una spinta a fare il pomodoro. Questo fa sì che dobbiamo stare molto attenti alle superfici totali, per non rischiare di portare in surplus la produzione. Lo scorso anno, più o meno, se non ricordo male, sono stati seminati, trapiantati circa 38.500 Circa. ettari di pomodoro. Quest'anno stiamo ragionando su quali superfici? Quest'anno le voci di corridoio, perché non abbiamo un dato certificato, si attesta attorno ai 42.000 ettari, perché comunque abbiamo già la certezza che la cooperazione aumenta in modo esponenziale, perché poi abbiamo sia la cooperazione che l'industria privata. L'industria privata, bene o male, è governata in un rapporto con le OP, la cooperazione è autonoma in questo contesto. Non ti nascondo che siamo un po' preoccupati, anche perché un aumento di superficie di circa quasi un 10%, se fosse confermata, ha bisogno di una distribuzione delle raccolte, quindi del trapianto e conseguente raccolta, il più lungo possibile, oltre i 60 giorni, cosa non facile, lo stiamo vedendo in questi giorni. Le piogge hanno rallentato in una fase di trapianto, perché comunque dopo entrare nei campi con la terra che è inzuppata, imbibita di acqua, rallenta un po' le operazioni culturali. Sì, certo, noi siamo partiti con la prima settimana di aprile con i primi trapianti, in modo anche sostenuto, perché il tempo ci ha aiutato, i terreni erano ben preparati e quant'altro. Adesso siamo fermi da quasi 10 giorni perché abbiamo subito delle precipitazioni importanti che hanno bloccato il tutto. Questo fa sì che il prodotto non viene trapiantato in modo uniforme, lineare, ma che ci possono essere degli accumuli. Adesso è presto da dirsi, non siamo ancora alla metà del periodo di trapianto, che ricordo terminerà la seconda decade di giugno, per cui speriamo di recuperare un po' le posizioni. Anche lo scorso anno però più o meno la situazione è stata analoga, quindi sono state piogge nel periodo di maggio che un po' hanno rallentato. Sì, ma in un contesto temporale più avanti, cioè lì l'abbiamo subito a maggio, a metà maggio,
e quindi poi abbiamo prolungato gli ultimi 3-4 trapianti fino al 15-20 di giugno. Adesso è un po' prestino per questi salti, perché è la fase migliore della coltura del pomodoro, il mese di aprile, sia in termini di precocità che di gestione della coltura. Il trapianto adesso, insomma, vediamo alle nostre spalle una macchina trapiantatrice, ormai qua la tecnologia veramente fa passi da gigante, quindi c'è un mezzo solo che trapianta il pomodoro, mette il concime localizzato e nello stesso tempo viene interrata quella che viene chiamata manichetta, che è un tubo di irrigazione per cui non si spreca acqua e l'acqua va direttamente sulla pianta. Ma possiamo anche, poi ne parleremo anche di questo. Una trapiantatrice di questo tipo di fatto ha bisogno di un operatore che tra l'altro è guidato dal GPS. Io vedo queste file perfette, lineari, non c'è una sbavatura, quindi anche qui il GPS e la tecnologia 4.0 aiuta tantissimo. Va ricordato che innanzitutto qua siamo in presenza di un'azienda giovane, prima di tutto, estremamente avanzata come tecnologia, come investimenti. Qua infatti, come vedi, il trattore che porta una trapiantatrice automatica è cingolato, in gommatura, per ridurre al minimo il pestaggio del terreno, anche perché sono macchine estremamente pesanti e il terreno pestato nel pomodoro non va molto d'accordo. In generale non va d'accordo con le culture, ma nel pomodoro proprio assolutamente. Per cui vedi già un'azienda estremamente all'avanguardia, gestita da una guida automatica RTK, una trapiantatrice completamente automatica, quindi diciamo che siamo già su un segmento molto alto di investimento. Davide, allora, abbiamo anticipato un po' quelli che sono diciamo, i caratteri contrattuali dell'annata, no? Adesso ne parliamo con il presidente di Asipo che diciamo, ci aggiorna quantomeno come sta andando la trattativa. Poi dopo ritorneremo anche sull'aspetto agronomico, magari con qualche tuo collega tecnico che ci spiega un po' anche come funziona e soprattutto vedere come viene riposto in modo veramente puntuale e preciso non solo la piantina ma anche tutto il resto grazie a questa meccanizzazione. Tutta l'organizzazione, certo. Intanto ci ha raggiunto Pierluigi Arata, presidente di Asipo. Con lui entriamo più nel dettaglio, diciamo, del contratto che è in essere ancora sul pomodoro da industria. Usciamo da un'annata, quella del 2023, che tutto sommato ha dato soddisfazione agli imprenditori agricoli che si occupano del pomodoro da industria. Adesso siamo a maggio, siamo ancora in alto mare oppure cosa si dice? C'è già diciamo un accordo quantomeno preliminare con la parte industriale oppure siete ancora in trattativa? Innanzitutto buongiorno. No, usciamo da una campagna di soddisfazioni sia dalla parte agricola che dalla parte industriale. È stata veramente una bella campagna nel 23. Purtroppo il 24 è iniziato in un modo diverso, non voluta dalla parte agricola, ma sicuramente dalla parte industriale. È iniziato con degli attriti che non hanno nessun senso, nessun come valore economico, perché comunque i mercati dei derivati sono ancora positivi. Quindi vuol dire che comunque il prodotto viene alienato a prezzi ancora buoni, insomma, quindi con una marginalità da parte dell'industria. Certo, sicuramente il mercato è buono, i magazzini sono vuoti, si arriverà a congiuntura con i magazzini vuoti. C'è la prospettiva che a livello mondiale si semini un po' più pomodoro e anche, penso anche nel nord Italia venga seminato un 2-3% in più di pomodoro, ma questo è anche richiesto dal mercato, sinceramente, di scorte non penso che se ne facciano. Quindi questo significa che il mercato ancora assorbe, insomma, è tonico. È tonico, assorbe, gli scaffali, i prezzi hanno avuto un leggero aumento, ma questo è dato un po' dal fatto che comunque mancava la roba e comunque costa di più. Farla in un certo modo, farla come la facciamo noi in Italia, costa un po' di più rispetto agli altri paesi, i nostri competitor che possono essere la Spagna
come polpe passate, e addirittura però purtroppo anche la Cina sta occupando mercati sul concentrato che normalmente vendevamo noi, come possono essere la Germania o l'Inghilterra. Questo effettivamente agli industriali può dare un po' fastidio. Allora, ricordiamo che lo scorso anno eravate partiti da un importo che era sui 15 euro a quintale di prodotto, invece quest'anno si richiedono, diciamo, c'è una contrazione, o quantomeno l'industria propone una cifra diversa di quello Sì, che è stato l'industria concordato. si è irrigidita su una cifra di 12,50 euro al quintale, che è una cifra su cui noi sinceramente non riusciamo a coprire i costi e non ha nessun motivo economico di mercato per avere una riduzione tale, ecco. E si fa fatica perché comunque per avere un buon prodotto salubre siamo costretti a spendere, a usare prodotti certificati che hanno dei costi, abbiamo personale tutto qualificato e non possiamo pensare di svendere la nostra roba solo perché siamo in una filiera, il reddito non può rimanere all'inizio della filiera in mano solo alla parte industriale, una parte si deve redistribuire anche su di noi per coprire i costi, per coprire gli investimenti e per poter pensare di avere un proseguo, perché sennò 4 a 15, 20 anni, finita la mia generazione, non c'è più nessuno che fa l'agricoltore in questo modo. Ecco, Pierluigi, ma l'agricoltore in questo momento sta seminando, poi le semine proseguiranno ancora, questo per, diciamo, diluire nel tempo anche la maturazione, quindi consentire alle industrie di lavorare tutto il prodotto. Però si sta trapiantando senza un accordo in mano. Questo vuol dire che alla fine non c'è certezza di quello che l'agricoltore dovrà diciamo, percepire per il lavoro che è svolto, insomma. Sì, però abbiamo anche una responsabilità come produttori di mantenere la filiera sana e quindi non possiamo pensare di trapiantare solo quando abbiamo in mano un prezzo, perché poi si concentra il prodotto, come hai detto tu, e le industrie non riescono a lavorarlo tutto concentrato magari in 30 giorni, ma le industrie chiedono 60 giorni. Noi responsabili li siamo, noi il nostro lavoro lo sappiamo fare e non scappiamo da qui, siamo nei campi, ci rimaniamo nei campi, però è chiaro che non possiamo competere e essere pagati come i cinesi solo perché ti dicono quello costa meno. Questo non ci sta. Ecco, a proposito di competitori, abbiamo parlato della Spagna che è comunque un competitore europeo, ma anche dall'estero mi viene in mente la Turchia che è un produttore storico, anche in questo caso di pomodoro. Quanto disturba diciamo, una nazione come la Turchia con costi produttivi che sono diversi rispetto alla nostra penisola? Hanno costi produttivi ma hanno anche standard qualitativi completamente diversi, dobbiamo capire cosa vogliamo mangiare, perché se andiamo dal dietologo o addirittura da qualche medico un po' più importante solo quando siamo ammalati, ok, allora ci sta, compriamo la scatoletta, quella che costa meno. Noi abbiamo preso una strada di salubrità dove purtroppo, o per fortuna, io dico per fortuna perché ci dobbiamo differenziare, perché se dobbiamo cercare il paese e andare a competere col paese che costa meno, ci sarà sempre qualcuno che costa meno di noi. Noi dobbiamo fare un prodotto salubre. È questo che dobbiamo dare al consumatore, cioè la certezza che il nostro prodotto è certificato ed è salubre. Un altro polo produttivo importante è il distretto del sud, che in questo caso ha già un accordo in mano oppure è nella stessa situazione del nord Italia? No, è nella stessa identica situazione del nord Italia, si è differenziata, il sud ha solo la differenza che ci sono molte più fabbriche e quindi magari è ancora più complesso l'accordo, però siamo nella stessa identica situazione. Bene, grazie Pierluigi, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e ci troviamo tra un po'.